Archiviata la prova del primo anno, è il momento della gara riservata alla categoria esordienti secondo anno in questo terzo Gran Premio Chianti Montespertoli, organizzazione a cura dell'Abitare Cornici Circolo Arci Allende e con il patrocinio del comune di Montespertoli. Siamo in vista della partenza, che in questo caso sarà subito ufficiale. Si parte quindi dal centro di Montespertoli per poi raggiungere attraverso Bivio Gelli la zona della pianura, e quindi l'inversione si ripercorre in senso inverso il tracciato che gli atleti hanno fatto in tratto in salita, e poi si arriva qua sul traguardo. Un percorso quindi particolarmente impegnativo per quanto riguarda questa categoria esordienti secondo anno, che in totale dovranno percorrere 29 km e 600 metri. Ci muoviamo dal centro di Montespertoli, le prime pedalate per quanto riguarda questi ragazzi. Nel frattempo un ringraziamento a nome dell'organizzazione va ai partner ufficiali della corsa, quindi assieme al comune di Montespertoli ricordiamo il contributo della Asso di Fiori, della Molino Paciscopi, dell'Idea Mercerie e della Coop di Montespertoli. Intanto una prima fase di corsa che, come vedete, è ben diversa rispetto a quella dei ragazzi del primo anno, in quanto qua si parte subito molto forte con gli atleti che si sfidano subito a forte velocità, andatura molto sostenuta in questa prima fase di corsa. Vedete due atleti leggermente avvantaggiati nei confronti del resto del gruppo, e l'andatura che è subito molto elevata sin dalle prime battute di gara. Qui vediamo in testa con il dorsale 23 Massimiliano Morandini della Foscobessi, insieme ad un atleta della Rostese Rodman, la formazione piemontese che è al via quest'oggi, che schiera intanto alcuni atleti. Intanto siamo proprio nelle battute iniziali di corsa. Vedete con il dorsale 50 Tommaso Vitillo, proprio della Rostese Rodman, che sta guidando il gruppo in queste prime pedalate. Per il momento quindi soltanto discesa e pianura, poi sarà la volta della salita, tratto davvero bello e impegnativo, quello che porta sul traguardo di Montespertoli. Intanto vedete che il gruppo continua a viaggiare a forte andatura, gli uomini della Foscobessi con Manolo Ricciardi nelle prime posizioni a controllare la posizione degli avversari. Arrivano anche i ragazzi delle altre formazioni, vediamo le casacche della Unione Ciclistica Empolese nelle prime posizioni, quella ancora del campione provinciale per quanto riguarda la provincia di Firenze. E intanto avete visto nell'immagine precedente c'è stata una caduta, quindi abbiamo avuto una prima parte del gruppo che si è avvantaggiata nei confronti dei più immediati inseguitori. Qui vedete stanno rientrando degli atleti, rientra anche il campione toscano con il dorsale numero 84, vale a dire Tommaso Panicucci dell'Unione Ciclistica Donoratico, che era rimasto coinvolto e attardato nella caduta. Riesce quindi a rientrare, ed il gruppo che si va rinfoltendo dopo una prima fase in cui proprio a causa della caduta c'era stata una forte selezione. Sono 49 gli atleti al via della categoria esordienti secondo anno, quindi un ottimo successo di partecipazione per quanto riguarda questa seconda gara in programma. Ancora intanto vedete in testa con il dorsale numero 125, la maglia è quella della San Cascianese, no, se non vado errato, del Velo Club Empoli, scusate. Quindi anche altri atleti. Qui c'è l'Atlungo di uno degli atleti di casa, quindi ovviamente pieno supporto per questo ragazzo, Niccolò Bianchini dell'Abitare Circolo Arci Allende. È lui che adesso prova la soluzione solitaria. Siamo già nel tratto che fa ritorno verso Montespertoli. A breve inizierà la salita che presenta tendenze davvero belle ed interessanti, specialmente nel primo tratto. Poi la strada tende a diventare più agevole nel tratto finale della salita, ma le prime rampe, quelle verso Bivio Gelli e la successiva rampa dopo la svolta a sinistra, sono sicuramente le più impegnative di questa manifestazione. Continua nella propria azione Niccolò Bianchini, l'atleta che è nato il 6 aprile del 2003, così
come tutti gli atleti che fanno parte di questa categoria, esordienti secondo anno, sono nati nel 2003, quindi sono atleti che hanno compiuto, che compieranno nell'anno solare 2017 14 anni di età. Lasciamo sfilare Bianchini, che quindi rimane solitario al comando ed è inseguito proprio da Vitillo con il dorsale 50. È lui il primo a riportarsi sul battistrada, quindi si forma una coppia, ma avete visto come il gruppo sia adesso molto vicino alla testa della corsa. Insiste comunque Tommaso Vitillo, l'atleta della Rostese Rodman, la formazione affiliata nel comitato regionale del Piemonte, ma anche lui deve alzare bandiera bianca con il gruppo che torna nuovamente a ricompattarsi ormai ai piedi della salita che porta verso il traguardo. E quindi questa è una fase in cui si cerca anche di studiarsi, di capire quali siano le energie in campo per poi andare ad affrontare la salita, l'ascesa verso il traguardo di Montespertoli. Adesso una fase di studio davvero molto serrata con gli atleti che procedono ad andatura particolarmente ridotta. Lo vediamo bene in queste immagini dal gruppo che occupa l'intera sede stradale. C'è l'allungo di un atleta della Foscobessi. È questo ragazzo che prova ad allungare proprio ai piedi della salita. Si tratta del dorsale di gara numero 23, Massimiliano Morandini. Lo abbiamo visto già protagonista nelle prime battute di corsa, è lui che adesso prova a sganciarsi dal gruppo. Posizione aerodinamica per il portacolori della Foscobessi, atleta che è nato il 26 di settembre del 2003 e che adesso sta guidando questa terza edizione del Gran Premio Chianti Montespertoli per quanto riguarda la prova riservata alla categoria esordienti secondo anno. Ci crede il ragazzo della Foscobessi, si volta per controllare la posizione del gruppo che non è distante 15 secondi il suo margine, ma adesso iniziano anche le prime rampe della salita verso Bivio Gelli e quindi Montespertoli. Gruppo che adesso però occupa l'intera sede stradale, questo è un punto a favore del battistrada che quindi può aumentare il proprio vantaggio in questa fase. E adesso siamo già nelle prime rampe e infatti c'è l'allungo di Tommaso Panicucci dell'Unione Ciclistica Donoratico. È il campione toscano della categoria che prova ad allungare nei confronti degli avversari e dare la caccia a Massimiliano Morandini che si trova invece al comando. Scatta sui pedali l'atleta dell'Unione Ciclistica Donoratico, si volta perché dietro non lasciano molto spazio, mentre con la nostra telecamera ci stiamo per riportare sul battistrada che adesso ha una pedalata un po' più pesante rispetto ai chilometri precedenti. Eccolo inquadrato Massimiliano Morandini, un po' in difficoltà in questo frangente con il gruppo che si avvicina notevolmente al battistrada. Adesso è davvero pesante la pedalata di Morandini, che comunque è stato autore di un bel tentativo, ha provato ad anticipare i tempi, a far saltare il banco in questo finale di corsa. Arriva adesso un atleta in casacca Unione Ciclistica Empolese, andremo a vedere di chi si tratta con il dorsale, il numero 92, vale a dire Mirko Ammannati, ma gli scatti si susseguono in testa alla corsa. Gli uomini dell'Unione Ciclistica Empolese sono molto brillanti in questa fase, con il gruppo che si sta per portare sul traguardo e viaggia compatto quando ai 300 metri finali radioinformazione in corsa di Francesco Neri ci segnala l'allungo da parte di Russo Vincenzo dell'Unione Ciclistica Empolese, che si presenta sul rettilineo finale con qualche metro di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Vincenzo Russo quindi conquista il successo a Montespertoli e vince il Gran Premio Chianti Montespertoli davanti a Tommaso Panicucci, Ludovico Crescioli, Cristian Scelfo e Tobia Zingoni nell'ordine. Vincenzo Russo, la quinta vittoria stagionale, raccontaci come sei riuscito ad avere la meglio nel finale. Abbiamo fatto la serie tutta, anche i miei compagni di squadra hanno dato tutto quello che avevano, cercando di arrivare da soli. Solo agli ultimi 300-350 metri ho visto che l'andazzo non mi stava andando bene per la volata, le posizioni buone per la volata, ho deciso di anticiparla e sono riuscito ad arrivare qui da solo. A chi dedichi questa vittoria? È dedicata alla squadra, alla famiglia e a tutti quelli che mi seguono. Alessio Mugnaini, vice sindaco di Montespertoli, una gara che ha portato tanti giovani sul vostro territorio, un territorio di grandi eccellenze.
Sì, abbiamo deciso proprio di legare alle nostre eccellenze, è il terzo Gran Premio Chianti Montespertoli, il vino Chianti è la nostra maggior produzione, siamo i più grandi produttori di vino Chianti del mondo e quindi ci riempie di soddisfazione portare una novantina di atleti a correre sulle strade del nostro territorio. Ciclismo legato ai giovani, un impegno importante non solo come sport ma anche a livello sociale. Sì, per noi è veramente importante investire nello sport, soprattutto anche nel ciclismo. Abbiamo iniziato un percorso con la nostra società sportiva 3 anni fa per cercare di aumentare il numero di bambini che praticano questa meravigliosa disciplina e per dargli anche un contributo significativo alle loro attività. Cristina, una bella giornata di sport a Montespertoli, tanti giovani per questo appuntamento, la terza edizione è andata direi alla grande. Sì, è andata veramente bene nonostante il caldo, abbiamo avuto una bella affluenza di ragazzi, siamo contenti perché non ci sono stati intoppi di nessun genere, quindi sì, assolutamente entusiasti. Un ringraziamento da fare agli sponsor, ai volontari e al comune che vi supportano. Sì, assolutamente il comune che crede tantissimo in queste cose e crede tantissimo in questo sport e quindi assolutamente da ringraziare il comune, ringraziamo tutti gli sponsor, Mulino Paciscopi, Dea Mercerie, Asso di Fiori, Coop qui di Montespertoli che non gli creiamo non pochi disagi perché praticamente gli limitiamo l'accesso nell'ora della gara, comunque hanno molta pazienza e siamo veramente fieri dei nostri sponsor. Ovviamente anche la Casa del Popolo Montespertoli che da anni fa parte del nostro sponsor principale.